troviamo in uno dei paesi più importanti e più riconoscibili della Valpolicella, che è Sant'Anna d'Alfaedo. Molte le frazioni e molte le belle tematiche che questo paese da sempre porta con sé e la sua cultura. Ce le racconta il sindaco Raffaele Campostrini, ricordandoci che qua a Sant'Anna si deve parlare quanto a qualificazione sindaco del percorso ciclo pedonale del Monte Tesoro, dove in pratica quasi ci troviamo. Certamente, il Monte Tesoro è qua proprio a fianco e in questo progetto abbiamo voluto proprio mettere a sistema tutte le bellezze che in poco spazio abbiamo qua attorno. Siamo di fronte a questa fontana che rappresenta il patrimonio architettonico, queste fontane, queste case, queste malghe, queste recinzioni del nostro territorio, perché qua si estrae questa pietra che è caratteristica proprio solo di questo luogo. Per cui abbiamo voluto far appunto scoprire al visitatore, passando da queste contrade, il nostro patrimonio artistico che i nostri avi ci hanno lasciato. Insieme a questo abbiamo messo a sistema, a regia, quelle che sono le bellezze naturali. Abbiamo qua sotto sorgenti d'acqua, abbiamo il famoso Ponte di Veia, abbiamo il Forte Tesoro, abbiamo in poco spazio veramente, secondo noi, delle peculiarità che sono straordinarie. Per cui questo anello ha voluto appunto congiungere in un percorso di poco più di 7 km tutte queste realtà che il turista può godere in poche ore di cammino e con un percorso anche abbastanza agevole. Bisogna dire che Sant'Anna d'Alfaedo partecipa anche all'altro grande progetto, che è quello del tabellare per dare informazione concreta alla gente. Anche questo un progetto non di poco conto. La informazione e la comunicazione hanno altrettanto valore e valenza dell'avere poi la sostanza che va comunicata. Che cosa avete fatto in pratica quindi voi con questi fondi? Su questo primo intervento, questo anello attorno al Forte Tesoro, sono stati appunto risistemati quelli che erano antichi sentieri o strade dove erano caduti appunto i muri di recinzione, dove c'era bisogno di una pulizia perché magari da tempo non venivano utilizzati, non venivano percorsi, per cui il grosso della spesa è stato sistemare questo, evitare il ruscellamento dell'acqua che possa mantenere più a lungo tempo possibile il fondo, e poi chiaramente la tabellazione, la posizionamento di qualche punto picnic, di qualche tavola, in qualche punto panoramico, perché il turista possa fruire e possa anche godere di alcuni momenti di sosta. È la quadratura del cerchio, sindaco, perché c'è sostenibilità, c'è la messa in sicurezza anche delle opere manufatte e c'è l'attenzione verso il mondo del turismo che si attende sempre con tanta impazienza e che sta finalmente recuperando le nostre contrade, e poi c'è la soddisfazione da parte del sindaco di poter vedere, ecco, messa a nuovo un poco l'abitazione dei suoi concittadini, perché non dimentichiamoci che qua si vive, non si viene durante l'estate, qua si vive tutto il tempo dell'anno. Vuole aggiungere ancora qualcosa? Siamo veramente soddisfatti e ringraziamo il GAL, ecco, per queste iniziative di sostegno che ci spronano noi amministrazioni appunto a pensare, a progettare, a mettere appunto in mostra quelle che sono le bellezze che tante volte non ci accorgiamo di avere e che abbiamo sotto gli occhi. E siamo contenti perché veramente abbiamo notato già in questi 2 anni un afflusso di gente nuova in queste piccole frazioni anche delocalizzate, che vengono veramente con buon entusiasmo e con volontà ad apprezzare questi luoghi straordinari. Grazie al sindaco Raffaele Campostrini. Sant'Anna d'Alfaedo, ricordatevi, un comune tutto da visitare e da godere.